se va la primerita. Viva mi patria Bolivia, una gran nación. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Esta canción que yo canto, la brindo con amor a mi patria Bolivia, que quiero con pasión. A mi patria Bolivia, que quiero con pasión. La llevo en mi corazón y le doy mi inspiración. Quiere mi patria Bolivia como la quiero yo. Quiere mi patria Bolivia como la quiero yo. La ira la 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 ira, la ira la la ira la, la ira la la ira la ira, la ira la la ira la. Quiere mi patria Bolivia como la quiero yo. Mi chiamo Vera Masenello, ho 28 anni e vengo da Vicenza e quest'anno partecipo al progetto Caschi Bianchi Interventi Umanitari in aree di crisi. E sono stata assegnata alla città di La Paz e il mio progetto inizialmente doveva essere con le donne artigiane dell'Alto, però casualmente ho conosciuto padre Filippo e mi ha introdotto alla realtà del carcere e dopo 2 o 3 giorni che venivo così giusto per vedere mi sono affezionata e così ho deciso di continuare. All'inizio è stato molto emozionante, anche un po' sentivo paura quando entravo perché comunque non è un clima totalmente sano, le persone sono libere di girare, non c'è controllo della polizia e quindi tra l'altro è un carcere maschile, perciò di donne non ne vedono molte e quindi all'inizio insomma mi sentivo sempre un po' osservata, però poi dopo un anno che sto qui per me è come, non direi una famiglia perché è una parola grande, però è un gruppo di amici alla fine. Quando sono arrivato alla carcere della Paz mi sono reso conto c'erano ci sono tuttavia circa 200 bambini, nascono anche nel carcere maschile, nascono molte volte dei bambini, no? Perché le moli vivono molte volte con i loro mariti e nascono pertanto i bambini là e abbiamo lì anche nel kinder dai 0 anni fino ai 14-15 anni e mi dava pena proprio questi bambini qua e per questo ho cercato di creare per loro un piccolo spazio. È proprio un piccolo spazio, però 70 bambini entrano, vengono fra la mattina e la sera, lo chiamiamo kinder, non sono obbligati a venire, hanno questa libertà e buono, si cerca di insegnare loro qualcosa, più che tanto è giocare con loro sì, e dare loro un desayuno scolare. Sì. Presso il Kinder del San Pedro, a lavorare con i bambini, figli dei detenuti, selezioniamo ogni anno 2 o 3 educatori locali, quindi boliviani, e chiaramente ogni anno si avvicina qualche volontario italiano che decide di prestare il suo servizio di volontariato all'interno del carcere con i bambini, aiutando e coadiuvando chiaramente le attività delle educatrici. La mia funzione personale è più in generale una funzione di coordinazione delle attività educative e anche così di supervisione del gruppo di lavoro. È importante all'interno del Kinder la presenza dei volontari che diciamo parallelamente agli educatori boliviani svolgono la loro attività. È importante non solo perché come dire,
appoggiano, aiutano e motivano anche gli stessi educatori a quello che stanno facendo, ma anche perché diciamo, i bambini boliviani, i bambini di diciamo, questa popolazione di bambini in particolare, ha la possibilità anche di sperimentare un altro tipo di relazione, un altro tipo di relazione che non è quella con l'educatore in sé, ma è con qualcuno che diciamo, esprime anche la propria volontà gratuita di passare del tempo con loro, umanamente. Questa è secondo me la cosa più bella, perché non dà solamente ai bambini questa possibilità, ma anche ai volontari che vengono, che chiaramente ricevono un'esperienza, possono esperire una relazione sicuramente più piena e più carica anche di significato per loro. Ecco, un lavoro che abbiamo cercato di fare quest'anno anche è stato creare un legame anche con i genitori dei bambini, perché alla fine è da loro che dipende poi il bambino come si comporta. Quindi loro sono esempio per i figli, e siccome ci sono alcuni esempi che sono stati un po' critici, quello che abbiamo cercato di fare è stato parlare con i genitori, anche se alla fine, soprattutto io che sono straniera, non so, mi guardavano un po' male, però ci tenti 1, 2, 3 volte e alla fine sono nate anche delle belle relazioni. E adesso se c'era qualche problema venivano subito: hermanita, necessitiamo questo, e quello che facciamo sicuramente è poter aiutare fin quanto si può, insomma. Ci sono stati dei casi che abbiamo seguito anche tramite la Defensoria della Niñez e Adolescenza, che avevano portato via dei bambini senza dire niente ai loro genitori, e i genitori sono venuti da noi e hanno detto: ma i nostri figli dove sono? E quindi ci siamo mobilitate e tutto, e chiaramente te lo agradecen, diciamo. E perciò no, credo che c'è stato sicuramente un progresso sotto questo punto di vista. E in Bolivia, forse in Bolivia più che in altri paesi, c'è una piattaforma di ONG molto interessanti che oltretutto hanno costruito un percorso comune di metodologie e strategie di intervento che ne armonizzano l'azione. E una delle cose che questo ufficio si è proprio impegnato a fare, nascendo, è tradurre a beneficio del governo boliviano quali sono i reali valori, quali sono le valenze, quali sono i meriti, le specificità di questa forma di aiuto, perché c'è spesso una forma di diffidenza da parte di questi paesi che vedono in queste istanze così dinamiche, nutrite di risorse giovani, spesso un po' visionarie, dei fattori appunto di rischio che loro non sono disponibili a correre se non con un dialogo molto intenso e molto diretto. E poi un grande strumento, una cosa di straordinaria importanza, anche perché oggi accompagna un altro fenomeno che è quello della cooperazione decentrata, è la cooperazione non governativa, o come si definisce bilaterale indiretto, che tradizionalmente in Bolivia e Perù in particolare, ma anche in Ecuador, è presente da molti anni, con ragazzi giovani, spesso molto motivati, con programmi, schemi innovativi. Proprio a questo servono le ONG, a sperimentare quadri, modalità di attuazione, percorsi, aree di intervento, modelli di investimento che per il governo recipiente dell'aiuto sono troppo rischiosi, sono eccessivamente rischiosi, perché in genere i governi rispondono a bisogni molto più immediati e concreti in qualche modo. Il Kinder dal 2002 continua a funzionare grazie appunto anche a donazioni che nell'arco di questi anni ho raccolto attraverso amici, parenti, colleghi e recentemente attraverso la fondazione di un'associazione che si chiama Laboratorio Solidale, che ha come scopo principale quello di aiutare persone che sono diciamo, a rischio di esclusione sociale, di stigmatizzazione, in particolar modo persone che si trovano in stato di detenzione.
Per quanto riguarda il Kinder del San Pedro, l'associazione Laboratorio Solidale si sta facendo carico praticamente di tutte le spese di gestione, per cui paghiamo le volontarie educatrici, quelle boliviane, che vengono a svolgere la loro opera all'interno del carcere. Paghiamo diciamo, tutto il materiale scolastico che serve ai bambini, figli dei detenuti, per diciamo, la loro partecipazione scolastica, e paghiamo anche diciamo, una merenda giornaliera sia la mattina che il pomeriggio, visto e considerato che i bambini, come gli adulti dentro il carcere, hanno diritto ad un solo rancio, come il papà. Inoltre, quando i fondi ce lo permettono, come è successo anche un paio di anni fa, paghiamo determinate spese sanitarie, come ad esempio abbiamo organizzato una campagna, diciamo, di cure dentistiche, attraverso la quale siamo riusciti ad aiutare 80 bambini e proprio a mettere a posto i loro denti definitivamente. Questo è stato, diciamo, per noi una grande gioia, insomma. I bambini sono tanti, sono bambini che hanno tanti problemi e sono realtà impattanti. Io ho avuto parecchi casi che ho seguito personalmente, un po' per fiducia che mi hanno voluto dare i bambini, un po' per amicizia semplice, e sono casi che mi hanno fatto riflettere. Ci sono state violenze, abusi, e io uguale non sono una psicologa, non sono niente, quindi sono stata un po' tirata dentro le cose, e quello che ho cercato di fare io è stato dare appoggio, che non fosse psicoanalizzare questi bambini, ma semplicemente una vicinanza, perché quello che hanno bisogno è il contatto, l'affetto. Sono bambini piuttosto aggressivi, però sono simpatici, hanno tanta voglia di esprimersi, hanno creatività e hanno bisogno di autostima, tanta. E quindi quello che cerchiamo di fare io e le mie compagne, tramite attività, tramite, non so, uscite che abbiamo organizzato quest'anno allo zoo, i parchi di divertimento, è stato di creare un gruppo tra di loro, di farli conoscere, di farli interagire e tirare fuori tutto quello che di bene e di male hanno, perché alla fine anche il male deve essere in qualche modo espresso. Tener Cholita pa' señal. Ay, porque sabe querer y es buena mujer. Ay, porque sabe querer y es buena mujer. Su bonito andar y ese su mirar. Ay, me roban el corazón con toda razón. Ay, me roban el corazón con toda razón. Esa Quimby, ¿cómo quieres que yo duerma si no tengo sueño? Ay, al pensar que mi amor tenga otro dueño. Ay, al pensar que mi amor tenga otro dueño. La, ira, la, ira, la. Que mi amor tenga otro dueño, se va la segunda. Adentro quisiera tener Cholita pa' señal. Ay, porque sabe querer y es buena mujer. Ay, porque sabe querer y es buena mujer. Su bonito andar y ese su mirar. Ay, me roban el corazón con toda razón. Ay, me roban el corazón con